Mister, sembra quasi lo stesso copione, come con il Canicattì, come contro il Casalnuovo, anche oggi nel primo tempo un buon Licata, non sono sfruttate diverse occasioni, nel secondo l'avversario ha preso coraggio e è riuscito ad arrivare al pareggio. Sì, stessa partita del mercoledì contro il Canicattì, secondo tempo disastroso, non riuscivamo a fare due passaggi di fila, ci siamo complicati molto la vita nelle uscite regalando la palla agli avversari in maniera banale. E chiaramente quando tu gli offri questa situazione agli avversari prendono coraggio, tu ti metti paura ed è successo il patatracchi che da un momento all'altro ce l'aspettavamo perché vedevo la squadra in grandissima difficoltà. È stata una partita che a un certo punto sembrava essersi messa bene per il Licata perché il Locri ha deciso di fare pressing ultraoffensivo, quindi attaccava altro il Licata e il Licata con le ripartenze, con il campo alle spalle dei difensori del Locri di solito fa male, però oggi anche questo non ha funzionato. Ma perché non siamo riusciti a palleggiare, a fraseggiare bene? Oggi tanti erano sottotono e quando questa squadra perde 3-4 elementi di spessore e di qualità fa molta fatica. Oggi abbiamo perso secondo me almeno tre calciatori, abbiamo persi nel gioco, non sono mai entrati in partita e abbiamo fatto più del solito fatica, più fatica di quella testata di Canicattì. Un giudizio sulla prestazione di Pino alla prima titolare che ha sostituito e potrebbe anche sostituire Calaiò nelle prossime partite? Pino ha fatto il suo, è un giocatore che ci dà garanzie. Oggi ha fatto una discreta partita, ha fatto la sua, quello che doveva fare. È stato più un problema fisico o psicologico nel secondo tempo? Non è un problema fisico, perché il problema fisico poi tu gli ultimi 10 minuti non spingi così a andare avanti, è un problema di testa. Questa squadra riesce a sbloccare la partita sempre nel primo tempo e poi nel secondo tempo ha un calo di tensione, un calo di concentrazione che dobbiamo lavorare su questo. C'è troppa superficialità nel giocare alcune volte, ci si complica la vita in maniera banale, vediamo che così si dà coraggio agli avversari ed è normale che poi quando gli avversari creano 2 o 3 situazioni tu ti metti un po' di paura, ti metti un po' di ansia e succede come è successo il pareggio dell'Ocri. Grazie. Mister, un po' la partita con l'Agagas aver causato... No. Dobbiamo migliorare sotto l'aspetto mentale, dobbiamo avere sempre più coraggio, dobbiamo avere sempre la possibilità di giocare con concentrazione, con convinzione e con facilità, perché alcune volte non giochiamo semplici, giochiamo che ci complichiamo la vita, inutilmente. Tra i 3-4 in meno Rotolo oggi poi no, non faccio nomi, chi è stato, chi non è stato. Lontano dalla... No, non faccio nomi. Penso che si è visto che la partita eravamo in difficoltà, non riuscivamo a palleggiare bene, non riuscivamo a trovare gli uomini di qualità e vabbè dai, andiamo avanti, ci prendiamo questo punto, anche se è un punto preso con amarezza perché credo che questa è una partita che si doveva vincere per quello che era l'avversario, però va bene. Come valutiamo questo punto arrivato con un secondo tempo che probabilmente non è stato il migliore della stagione? Sì, purtroppo dispiace appunto per il secondo tempo affrontato perché dopo secondo me un'ottima prima fase di gara gestita bene dove comunque potevamo anche magari chiudere la partita, dispiace purtroppo nel secondo tempo abbiamo concesso un po' troppo. Dobbiamo cercare comunque di lavorare da questo punto di vista perché comunque capita che a volte nei secondi tempi magari ci abbassiamo un po' troppo, però sicuramente col lavoro miglioreremo e affronteremo le gare con la maturità che serve. Il tuo esordio da titolare? Il mio esordio è stato bello, emozionante, sono molto contento di aver esordito con questa maglia che comunque mi ha voluto, mi ha cercato e sono orgoglioso di aver giocato e emozionato. Ecco. Hai mai giocato con la difesa a 3? Se sì,
come ti trovi, se no come ti sei trovato in questa partita? Difesa a 3 mai, o comunque sempre durante gli allenamenti, ovviamente nei meccanismi che i vari mister che ho avuto nel passato richiedevano, comunque ho giocato a 3, però in partita ufficiale mai. Devo dire che comunque penso che il ruolo da centrale lo posso comunque ricoprire e spero, ecco, di dare una mano alla squadra per raggiungere gli obiettivi della stagione.